Avevamo 4 soldi 5-6 anni fa, li abbiamo impegnati per tenere viva l'attività. Adesso con questo disastro ci troviamo senza niente. Riviera del Brenta, Venezia, 5 mesi dopo il tornado che ha travolto abitazioni e imprese in 3 comuni. La casa di Mario Gallo è una delle 500 danneggiate. 2 metri più in là c'è l'azienda di arredo bagno. Lo showroom su cui avevano investito non c'è più. 600.000 euro i danni stimati. Paolo e la sua famiglia ora vivono nel magazzino dietro casa. La sua casa 5 mesi fa era così. Se lo Stato non mi aiuta o la Regione, io non ce la faccio a finirla. Non è arrivato niente. In questi mesi 2 milioni sono arrivati dallo Stato e 8 dall'allentamento del patto di stabilità, ma solo per mettere mano ai danni al suolo pubblico. Noi avremo oggi una bella strada asfaltata a nuovo, però siamo messi così sulle case. Non capiamo come funziona questo paese. Quando ci è venuta giù la casa c'erano 35 gradi all'ombra, oggi siamo sotto zero. Per noi 5 mesi sono tanti e doverne aspettare almeno altrettanti per capire quello che succede. Per noi è molto. 6 milioni per famiglie e imprese sono stanziati dalla Regione, ma perché arrivino ci vorranno altri mesi e la stima totale è di 100 milioni di danni. In occasione dell'alluvione del 2010 qui sono arrivati dal governo nazionale quasi 400 milioni di euro di risarcimento danni. Come mai questa volta è diversa? Questo bisogna chiederlo al governo nazionale. La legge di stabilità per ora prevede che le risorse ai privati siano garantite sotto forma di prestiti tramite banche con garanzia dello Stato e possibilità di detrazioni in 10 anni. La speranza nostra è che ci possa essere un emendamento dello stesso governo che destini delle risorse dirette ai cittadini. La casa non si può recuperare? No, il tornado l'ha piegata incompletamente. Per ora ci si arrangia in una casetta prefabbricata di seconda mano, comprata da un terremotato dell'Aquila. Tania, invece, ha perso in pochi minuti casa e lavoro. Il suo bar è inagibile e non sa se potrà riaprire. Non ha i soldi per i lavori. Intanto le spese e le tasse continuano ad arrivare. Non so come non riescano a capire il disagio che stiamo vivendo, perché insomma si vede, secondo me siamo stati abbastanza abbandonati da tutti.